2 spaghetti alla scogliera al tavolo 16. Come gestiamo l'immondizia qui noi in ristorante? Ah, guardi, onestamente credo di poter dire di essere uno dei pochi ristoratori veneziani a fare attenzione alla raccolta differenziata. È proprio una questione di sensibilità. In effetti credo di essere un po' una mosca bianca. Dove butta le bottiglie di plastica? Dentro del sacco grando! E i resti del ridotto? Anche a quei dentro il sacco grando, ti va a perdere tempo, non ti vedi che siamo pieni di gente, Shamir, dai! Come dice, scusi? No, dicevo dentro lo stesso sacco, ma temporaneamente, che la roba non vada in giro, cioè, mi capisce? Dopodiché, con tutta sta pressione turistica che abbiamo, di gente che vuol mangiare continuamente, a tutte le ore, cioè non sei che ti possa stare a differenziare dettagliatamente, magari a volte qualcosa ti sfugge. Certo, a volte, ma non sempre. No, no sempre, a volte, cioè, magari succede, ma dico sempre anch'io ai miei dipendenti, fate attenzione alla raccolta differenziata. Ma cosa vuole? I stranieri, ciao, delle volte non capisce. Ma io capisco benissimo, ma è lui che dice butta tutto insieme. E questi 5 sacchi di scoasse? Ah, non sei mica me, e sarà del bar di fronte o dell'albergo qua? No, perché, scusa, dice tanto dei turisti che sporca, ed è vero, ma anche qualcuno della nostra categoria, ecco, non so che proprio, ecco, non dovrei dirlo, ma per esempio i bar della zona qua, sa quello che vuol, raccolta differenziata, i butta tutto in mezzo. E gli alberghi? Che c'è gente che fa le pulizie negli alberghi, e li vedo me, che invece di smaltire i sacchi dove chi va, pum, i te incassano i cestini per strada, dai. E mi dico, ma come, scusa, ma abbi rispetto, ma io gli manderei i vigili a controllare scoassa per scoassa, perché in fondo, scusa, basta metterci solo un po' di impegno, Ma come no, faccio ma no, io. dove buttiamo questa? Dove va? Ecco, questa Shamir, per esempio, va nella carta. Guardi che va nella plastica. No, dicevo, va nella carta, era una domanda. No, perché invece va nella plastica. Insomma, se non me la sa finire la frase. Le 3 grandi città turistiche, Venezia, Jesolo, Chioggia, hanno percentuali di differenziata inferiori alla media del territorio Veritas. In particolare Venezia centro storico non raggiunge il 35% e dire, beh, c'è colpa dei turisti, no? Certo, ma anche di chi che lavora con i turisti. Bar, alberghi, ristoranti, Insomma, che cosa stiamo qui a dirvi? Ma niente. niente. Ti basterebbe soltanto un po' più di impegno da parte di tutti. Comunque io vorrei fare i complimenti agli spazzini, vanno premiati, perché mi vedo cosa che gli toccherà curare in giro per colpa di tutti quei che non ha voglia di impegnarsi, che non ha rispetto per questa città. Oh, però, come lei? Vede, gli stranieri non capisci io, guarda. Cioè, Shamir, se non ti capisci, sta zitto, no? No, io dico sempre di fare la differenziata, che dopo Patino arrabbia con me e vede colpa del parò. Vede, non capisce, gli stranieri. Conto al 4!